che il Santo Padre ha nominato Monsignor Adriano Cevolotto del Clero di Treviso, vicario generale, nuovo vescovo di Piacenza, Bobbio. Un lungo applauso all'interno del Duomo ha salutato il passaggio di Monsignor Adriano Cevolotto da vicario di Treviso a vescovo della diocesi emiliana. La comunicazione è stata data in contemporanea nella sala stampa vaticana e nella sede del vescovado di Piacenza del vescovo Gianni Ambrosio, che ha rassegnato le proprie dimissioni al Papa. Monsignor Adriano Cevolotto, 62 anni, originario di Roncade, sacerdote da 36, ha ricoperto negli anni a Treviso numerosi importanti incarichi. Dal 2014 vicario generale, stretto collaboratore prima del vescovo Gardini e attualmente del vescovo Tomasi. Monsignor Cevolotto è stato parroco a Castelfranco Veneto. In precedenza era stato rettore del seminario di Treviso per 5 anni e segretario del vescovo Magnani, presente all'annuncio con Monsignor Gardin, che ricorda quando gli aveva preannunciato la nomina, ma non come suo successore. Ero molto sorpreso, non ti ho detto ma no. Non Treviso ma Piacenza quindi per una nuova missione che Monsignor Cevolotto conta di affrontare così. Una bella occasione di affrontare una realtà nuova, diversa, una realtà che non conosco e che quindi mi chiederà di mettere tutto l'impegno per poter cercare di entrare in tutto questo. Forte la commozione nel lasciare quella che è stata fino ad oggi la sua diocesi. Io ho sempre detto che il presbiterio di Treviso è un bel presbiterio, cioè il gruppo dei preti, che discute, che magari anche non è sempre concorde nelle posizioni, eccetera, ma è vivace, è stimolante ed è stimolato. Inevitabile per il neovescovo il pensiero alla mamma. Come può pensare una mamma, dice ma vai così lontano, gli ho spiegato che insomma è più o meno la strada per andare ad Arabba, ecco, quindi un po' di più, quindi no, è che sì, comunque è una donna di fede, quindi credo che senz'altro sarà capace di sostenermi anche soprattutto con la preghiera, ecco, in questo momento.